Benvenuti a Digital Meet 2016. Nel nostro territorio la presenza di Digital Meet ha stimolato altri interlocutori molto importanti come Fondazione San Filippo Neri, ad esempio, l'Università di Modena e Reggio Emilia che ci è sempre vicina, altre associazioni come Conoscere Linux, insomma si è creata una squadra, comprese anche alcune aziende del territorio che ci hanno sostenuto, che hanno sostenuto gli organizzatori degli eventi, si è creata una squadra che contiamo di far vivere anche nel tempo dopo le iniziative che si terranno il prossimo weekend con Digital Meet. C'è stata una bellissima conferenza stampa nel quale sono emersi diversi temi che fittano perfettamente con la strategia di Vodafone, che è quella di consentire la connettività ad altissima velocità e con grandi mole di dati, quindi di fatto è un'opportunità per come dire, accelerare insieme alla città di Padova e agli amici del Digital Meet. Per noi rappresenta un evento molto importante perché come banca e società di servizio ovviamente il digitale, l'innovazione è un asse importante per seguire i nostri clienti e essere più vicino a loro. Però questo evento è particolarmente importante perché come Friuladia e Crédit Agricole riteniamo importante contribuire alla crescita e alla diffusione della cultura digitale come opportunità e importante leva di sviluppo per il territorio nel quale noi operiamo. E abbiamo in mente anche altre cose e il progetto finale sarebbe quello di far riuscire a costruire un Digital Innovation Hub nel territorio che proprio in maniera immersiva aiuti l'imprenditore a comprendere del tutto questa rivoluzione. Questa è un'iniziativa che riteniamo di appoggiare in quanto è fonte di diffusione della cultura digitale, in particolare quest'anno, in questo mese, che è stato dedicato dalla Commissione europea alla sensibilizzazione sulla sicurezza digitale.